Ciao a tutti, eccoci con la nostra settima puntata del mio cammino di Santiago e ci eravamo lasciati a Vigliarente dove avevo trovato un bellissimo albergo del Pellegrino, mi ero trovato molto bene e niente, dormo quel poco che si può dormire. Tra l'altro i dolori cominciano a farsi sentire, I dolori cominciano a farsi sentire e c'è anche un'afa assurda questa notte, e che mi fa, diciamo, svegliare molto presto. Io sono un po' insofferente all'afa, al gran caldo, e in alcune zone, non dappertutto, sul Cammino di Santiago si sente molto. Quindi mi sveglio presto, sono le 4:30, sono solo, sgranocchio qualche biscotto giusto per darmi, darmi la partenza, darmi il via, e a fatico incomincio a mettere le scarpe perché le fiacche, le vesciche incominciano a farsi sentire. E niente, oggi è anche il giorno del cambio delle scarpe, assolutamente non posso andare avanti con queste scarpe che ormai si stanno disintegrando. Però sono sicuro che a Leon, che dista da qui, da Vigliarente, una decina di chilometri, riuscirò a trovare sicuramente qualcosa. Quindi parto da solo, sempre con il buio, cercando le mie frecce gialle che mi guidano nel mio cammino e niente, avvicinandomi a Leon, incomincio ad essere assalito da tantissimi pensieri, da tantissimi ricordi. Leon è stato il punto di partenza del mio primo cammino. Il mio primo cammino lo feci nel 2008, però ne feci solo un pezzetto, feci solo l'ultimo tratto, quello che fa da Leon a Santiago de Compostela, un tratto che diciamo in tutto misura 350 km, non di più, forse anche meno. E allora a Leon, quando arrivo a Leon, man mano che mi avvicino a questa grande città che è il capoluogo della Castiglia, a Castiglia mi vengono in mente tutti i primi passi che ho fatto anni addietro. L'incontro che feci con Marco, il mio primo amico pellegrino, con cui poi portai a termine anche il primo cammino, e tutti i luoghi, quando arrivo a Leon, mi sono familiari. Tant'è che voglio passare davanti al primo albergo del pellegrino che mi ospitò 7 anni addietro. Era un convento di suore, tra l'altro ho ancora dei bellissimi ricordi di questo convento di suore perché anche lì ci fu un'accoglienza veramente molto calorosa. Niente, passo da questo convento di suore a Leon e mi fermo a Leon per fare la vera colazione del mattino. Ecco, mi fermo in un bar poco distante, un po' in periferia perché a me il centro e il gran traffico non è mai piaciuto e poi piace ancor meno quando sei abituato a camminare nel silenzio e nella pace. E ordino delle tostadas, che non sono altro che del pane tostato con della marmellata e del caffè. Passo anche attraverso la grande cattedrale di León, molto molto bella, che però non riesco a visitare perché a quell'ora, sono le 7:30 del mattino, è ancora chiusa. Poco male, poco male. Il mio obiettivo è Santiago. Ok? Se poi riesco a visitare qualcosa, ancora meglio, però l'obiettivo è andare a camminare. Supero Santiago e siccome a quell'ora i negozi sono ancora chiusi, diciamo che in Spagna hanno orari molto ehm, non tendono ad aprire molto presto al mattino. Sia i bar che anche i negozi non aprono quasi mai prima delle 9:30, 10. E a quell'ora quindi quando passo da Leon riesco a trovare solo qualche bar aperto. Quindi proseguo col mio cammino ancora con queste scarpe che ho da cambiare. A un certo punto arrivo a Virgen del Camino, che è fuori Santiago, scusate, è fuori León, e riesco a trovare proprio sulla mia strada, di fianco al sentiero, a questa strada che porta a Santiago, un grande negozio sportivo che riporta fuori in grande saldi. Allora io dico, vabbè, è il destino che me lo manda questo negozio. Entro in questo negozio,
molto ben fornito, comincio a cercare il paio di scarponcini più adatto e mi fermo su un tipo di paio, su un paio di scarponcini che mi sembra molto adatto, molto morbido, alla caviglia, quindi diciamo in modo che possa anche proteggere la caviglia in caso di storte, eccetera. E niente, molto soddisfatto dell'acquisto, esco con il paio di scarpe, il paio di scarponcini già ai piedi. Non è una grande idea, non è una grandissima idea, perché temo che mi possano fare male. Al momento li sento molto comodi rispetto alle scarpe che avevo prima, però so per esperienza che non si indossano mai degli scarponi nuovi e si fanno così tanti chilometri sopra, però al momento mi sembra di stare molto bene. Prendo un rettilineo, ecco, a questo punto, virgole nel cammino, ci sono due strade che portano verso Santiago, una che passa in mezzo ai campi, in mezzo ai campi e ai boschi, e l'altra che va verso invece, diciamo, segue la strada asfaltata. Io opto per quest'ultima per due motivi. Uno perché è la più corta e in queste condizioni, diciamo, mie fisiche, fare la strada più corta è quella migliore. E due perché nel 2008, scusate, avevo già fatto quella in mezzo ai campi, quindi era anche per vedere qualcosa di diverso. Ehm, a un certo punto arrivo in un paese, ora non ricordo più il nome, mi fermo a mangiare, ormai sono mezzogiorno e mezza, la una, mi fermo a mangiare, il mio solito panino, ecco, entro in un supermercato, vado a fare un po' di spesa, mi compro un panino, mi compro dell'affettato, dei pomodori, della frutta, dell'acqua ovviamente, e mangio nel parchetto lì fuori. E continuo il mio cammino, e continuo il mio cammino. Diciamo che le ripartenze sono sempre tragiche, quando ti fermi dopo aver percorso 20-25 km, ti fermi per una pausa anche piccola di mezz'ora, tre quarti d'ora, poi riprendere diventa sempre molto dura. Però vabbè, piano piano si riprende, piano piano si riprende e giungo in aperta campagna dove ci sono varie coltivazioni a pochi chilometri dalla mia tappa, che è Hospital de Orbigo. Hospital de Orbigo è un bellissimo paese, tra l'altro con un bellissimo ponte molto lungo, romano, di epoca romanica. Però che cosa succede? Che a un certo punto, sempre assorto nei miei pensieri, mi perdo. Oh mamma mia, la seconda volta in 2 giorni che mi perdo. Mi dico poco male, è vero, mi perdo, ma riesco a vedere in lontananza il campanile di Hospital, quindi non posso sbagliarmi. Allora cosa faccio? Dritto per dritto, io proseguo il mio cammino in direzione del campanile, passando attraverso campi coltivati, sterpaglie. Mi capita anche di guardare un piccolo fiume. Allora, sono veramente esausto, sono già arrivato a 47 chilometri, me ne manca ancora almeno uno. E dopo aver fatto 47 chilometri, assetato, affamato, col desiderio di arrivare alla meta, il cervello non funziona più. Il cervello non funziona più, tant'è che guardo questo fiume con gli scarponi ai piedi. Gravissimo, errore gravissimo. Avrei dovuto togliermi che scarponi, attraversare questo piccolo fiume a piedi nudi e rimettere, asciugarmi i piedi, e rimettermi le calze, le scarpe e così via. Vabbè, comunque attraverso questo fiume con gli scarponi ai piedi, chiaramente arrivo inzuppatissimo, bagnatissimo nei miei piedi, in prossimità di questo alberghe. Non faccio una scelta di alberghi, il primo che trovo mi fermo e quello sarà il mio albergo per la notte. Mi fermo in questo albergo che sono veramente esausto, ho una sete terribile. Tant'è che la prima cosa che chiedo quando entro in questo alberghe, dico, datemi un po' di acqua, por favor. Un po' di acqua, por favor. E mi offrono un'anfora con dell'acqua fresca che ingurgito senza assaporarla neanche.
praticamente me la scolo, è un'anfora forse di 1,5 litri, 2, e me la bevo tutta, fresca, meravigliosa, una cosa eccezionale. È l'accoglienza migliore che si può fare a un pellegrino, quella di avere un'anfora piena di acqua fresca. E niente, è un albergo un po' particolare questo, è un albergo particolare perché è gestito da un ragazzo molto accogliente, come sempre, ma che pratica un po' diciamo, di filosofia buddista. Filosofia buddista. Io non me ne faccio un gran pensiero, nel senso che per me è un posto che mi può ospitare bene. Solo che questo signore, questo ragazzo, mi invita a fare dello yoga nel pomeriggio. Io non ne ho proprio voglia, io sono distrutto e vorrei dormire. Solo che mi dispiace, no? Dopo questa accoglienza così calorosa, dire no, non vengo. Al che io accetto questa proposta di fare dello yoga e nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, ci si mette in una posizione tale che io non riesco a mantenere una cosa. Io ho dolori dappertutto. La posizione yoga implica, non so, l'incrocio delle gambe che faccio veramente fatica a tenere. Tra l'altro, mentre si fa yoga quasi mi addormento. Però è una cosa è un po' così. Vabbè, io per fortuna la sessione di yoga termina in fretta, dura al massimo mezz'ora, dopodiché cerco di andare a prendermi da mangiare. Incontro in questo alberghe una comitiva di spagnoli. Faccio due chiacchiere, scambio due parole, a me piace molto parlare spagnolo, quindi cerco di scambiare con loro qualche opinione, qualche idea e scopro che è un gruppo di studenti in medicina all'Università di Barcellona. Vengono da tutta la Spagna, ma si sono incontrati sul Cammino di Santiago per fare un tratto insieme. Faccio amicizia e mi propongo per la sera di cucinare per tutti, cucinare un piatto italiano. Loro, ben contenti di questo, decidono di andare a fare la spesa. Mi chiedono cosa c'è bisogno di prendere e non mi chiedono nessun soldo, non vogliono niente malgrado le mie insistenze. Vanno a fare la spesa, comprano un po' di spaghetti, un po' di pomodoro. Io intendo proprio fare una spaghettata al pomodoro fresco con un po' di olio, un po' di sale, niente più, con del basilico, eccetera. Un piatto fresco, estivo, eccetera, che solitamente a casa mi viene molto bene. Vanno a fare la spesa, io mi metto a cucinare. E tra l'altro ho questa schiera di ragazzi spagnoli che vuole vedere come cucino, è incuriosito di sapere come cucino. E si aggiunge a questa schiera un tale Guglielmo, è un catalano di Lleida, che mi chiede: Ma perché non metti l'aglio nei pomodori? Ho detto: Guarda, solitamente l'aglio può anche non piacere. No, assolutamente, guarda che l'aglio piace a tutti, poi qui in Spagna è una cosa abbastanza sacra. E niente, allora d'accordo con gli altri ragazzi, mi metto anche un po' di aglio in questo sughetto e quando la pasta è al dente, attenzione al dente, cosa che loro non conoscono, scolo la pasta e tutti insieme, questo gruppo di 7-8 studenti spagnoli, si mettono in tavola e gustano gli spaghetti, che modestamente a parte mi sono veramente venuti molto bene. Si canta, la sera si passa a cantare, ci si scambia tante idee e tra l'altro io chiedo aiuto, visto che sono degli studenti in medicina, anche riguardo i miei malanni muscolari, i miei dolori ai piedi, e loro mi consigliano, come comunque sapevo già, di mettere in bagno, fare dei pediluvi con acqua fresca e sale. Per quel poco che riesco a fare, seguo i loro consigli. Tra l'altro, sotto questo ponte romanico scorre un bellissimo fiume. Io approfitto una mezz'oretta per andare in questo fiume e mettere i miei piedi a bagno, ma sono piedi che sono conciati veramente male. Sono pieno di vesciche, che comunque cerco di curare facendole spurgare. ehm, Vedo di mettere del ghiaccio sui miei muscoli per farli, non so,
per farli un attimino rilassare, che ne so io. E niente, arriva la sera, mi viene dato un letto a castello, però dove io sono alla piano superiore. Non vi dico la fatica che faccio per salire, malgrado la scaletta, faccio una fatica immane, una cosa assurda, sempre per problemi di dolori muscolari e dolori articolari. Passo una notte di inferno, passo una notte di inferno, però questa sarà la prossima puntata. Ok? Va bene, quindi siamo arrivati a Hospital de Orbigo. Dormo malissimo, ma lo vedremo la prossima volta. Un abbraccio, un bacio.